Ed eccoci arrivati alla parte finanziaria e economica, insomma con il nostro supporto di Stefano Zara, ben ritornato qui con noi. Grazie di aiutarci a capire meglio le meandri dell'economia che non sempre è facile comprendere. C'è stato un innalzamento, anzi un andamento strano dei mercati, a quale notizia? Ma ci sono notizie, i mercati sono direttamente correlati al fatto che si pensi ad un'uscita veloce o più rallentata nel tempo delle emergenze sanitarie. Quindi sono su ogni sensibili a notizia queste che cose lasci qua. intravedere una soluzione, quindi un vaccino o delle cure mediche che possano, tra virgolette, ridurre l'impatto della pandemia, i mercati reagiscono in maniera molto positiva. Quanto più si riduce nel tempo l'impatto della pandemia, tanto più reagiscono in maniera positiva i mercati. E viceversa, insomma. Quindi se la pandemia dovesse riprendere corso avremmo degli scossoni di non poco conto, Sì, quindi delle ripercussioni anche sul nostro spread? Sì, assolutamente sì. Anche se altrettanto vero che rispetto alla crisi precedente, che è quella di 10 anni fa, gli interventi della Federal Reserve, che è la banca di riferimento, sostanzialmente Federal Reserve ha messo in campo nelle ultime 3 settimane quanto aveva messo in campo nei 3 anni 2008, 2009, 2010. Quindi il potenziale fra riacquisti di obbligazioni nel sistema per 1.500 miliardi e garanzie prestate sui mutui per i privati per altri 500 miliardi, gli interventi messi in campo dalla Banca Centrale Americana sono qualcosa di mai visto. Ecco, rispetto però anche alle nostre manovre finanziarie, quella che è stata fatta sembra una cosa significativa in proporzione a quello che fa l'Italia, perché è ovvio che rispetto ad altre realtà siamo sempre un po' formichine, ma può essere visto in proporzione bene, in qualche modo qualificarci meglio, nonostante abbiamo avuto dei giudizi negativi recentemente, Standard & Poor's per esempio. Beh, sostanzialmente si chiedono, noi abbiamo sempre utilizzato il dato sul risparmio privato come la nostra polizza assicurativa per ciò che riguarda la nostra solvibilità ed è un dato comunque rilevante. È altrettanto vero che quando gettiamo uno sguardo anche approfondito al nostro sistema che soprattutto è centrato sull'universo delle piccole e medie imprese, siamo la solita Italia che ha imprenditori molto ricchi ed aziende molto povere. Gli interventi fatti a supporto del sistema sembrano un ombrello che ripara dalla pioggia, ma non un cambio di regole. Non sembra ai più a molti interlocutori, a molti analisti, agli osservatori, che stiamo sprecando un'opportunità. Il fatto ci sono dati da analizzare in maniera più approfondita. Il sistema delle piccole e medie imprese, al sistema delle piccole e medie imprese non basta non pagare l'imposta per 3 a 6 mesi. A proposito, ogni impresa ha 14 spade di Damocle sopra la testa, quindi il vincolo, l'eccesso di burocrazia era uno dei nodi da sciogliere, ma su questo non basta un decreto, bisogna dare una impostazione diversa e per dare un'impostazione diversa serve una regia che si occupi dell'emergenza, ok, ma si occupi e soprattutto si occupi di come ripartire, di sfruttare questa occasione, che è un'occasione che nasce da un dramma sostanzialmente, per ridisegnare uno sviluppo, tenendo presente quelle che sono le nostre peculiarità. Noi non abbiamo un sistema americano, tra virgolette, dove il governo e le agenzie governative e il sistema delle università si sono trovati. Cioè, Silicon Valley non esiste in Italia, ma Silicon Valley non è una zona degli Stati Uniti baciata dalla fortuna, è un punto in cui sinergie legate alla creatività di imprenditori, a un sistema dell'università che ha generato innovazione e ricerca e il forte intervento dello Stato. E non dimentichiamoci che internet, GPS, il sistema touch di telefonini nascono soprattutto dallo sviluppo di tecnologia militare e quindi il governo ci ha visto, ci ha investito
I primi certo. 500.000 euro Apple li ha avuti dallo Stato. E le aziende gazzelle sono nate, che sono le start-up della tecnologia. Era comunque 10 anni fa un settore in cui il credito tradizionale c'entrava poco volentieri. Un'azienda high-tech è un'azienda, soprattutto le start-up del mondo high-tech, hanno un alto indice di mortalità. Un progetto riesce, magari 9 falliscono. Quindi questo tipo Quindi di non danno garanzie, mortalità... insomma. Sì, questo tipo di si può inserire in un contesto in cui quella che riesce retribuisce il venture capital, il capitale di rischio che è stato investito. Questo sistema non ci appartiene, non abbiamo... Ora potrebbe essere l'occasione per far sì che il risparmio privato possa accedere ai progetti delle piccole e medie imprese. La semplificazione burocratica e la semplificazione fiscale devono essere un obiettivo di questi mesi, non dei prossimi anni, altrimenti i soldi che vengono stanziati adesso sono sostanzialmente un ombrello in cui ci ripariamo e poi, puntini, vedremo, ma non è una soluzione alle problematiche attuali. Quale potrebbe essere una soluzione? Perché sono stati puntati i fari anche sulle piccole nostre imprese, che poi in fin dei conti sono state quelle che più facilmente, agilmente si sono risollevate, risollevando anche le sorti del nostro nord-est, contrariamente a grandi realtà che hanno agganciato con più difficoltà la ripresa anche internazionale, no? Diciamo che utilizziamo la passione e la creatività dei nostri imprenditori. C'è un detto di Peter Drucker, che è il padre del management moderno, che diceva che sostanzialmente l'imprenditore cioè la pianificazione è il bacio della morte per un imprenditore. Quindi la politica deve generare le condizioni e l'habitat su cui l'imprenditore si può muovere. La semplificazione fiscale, la semplificazione burocratica, i contratti di lavoro per area, curare le relazioni internazionali in modo che l'imprenditore si possa muovere all'estero con le giuste tutele, la certezza del diritto. Non dimentichiamo che oggi un'azienda ha una complicazione burocratica in mare. Cioè 14 tasse vuol dire che per ogni impresa vuol dire che almeno c'è chi ha fatto il conto. Sono circa 140-150 le ore che ogni azienda, anche piccola azienda, Sì. deve dedicare all'espletamento delle problematiche burocratiche, del lavoro d'ufficio, non produttivo. E quindi un imprenditore deve fare 3 cose: deve pensare al suo prodotto, deve cercare di venderlo e deve occuparsi della gestione della finanza. Non esiste nessun imprenditore in 20 anni che io comunque faccio un lavoro e sono a contatto con queste categorie che sappia fare bene queste 3 cose. Nessuno sa creare, inventare, vendere e occuparsi della gestione delle finanze nella stessa maniera. Ci sono delle lacune. Quando poi la gestione della finanza ti prosciuga risorse fisiche, finanziarie, tempo, l'azienda è depotenziata. Quindi liberare quelli che sono i nostri punti di forza con una semplificazione burocratica. Quindi l'emergenza non si risolve prestando garanzie, o meglio, ora ha bisogno anche delle garanzie, ma oltre a ciò la semplificazione successiva è quella di ridurre gli adempimenti e semplificare il lavoro degli imprenditori. Poi lascia che gli imprenditori facciano. Il rischio d'impresa è già un potente antidoto e da solo comunque basta a non far dormire l'imprenditore di notte. Non facciamo che poi si aggiungano complicazioni ulteriori. Se vogliamo dar mano alle piccole e medie imprese, questa potrebbe essere una strada. Ecco, quindi le imprese avranno bisogno di semplicità e magari anche di finanziamenti a fondo perduto, alcune dicono, oppure se non altro di una tassazione non posticipata, ma che proprio non ci sia, quindi un'esenzione dalle tasse, no? Quindi per poter procedere. E per quel che riguarda invece i privati, molti hanno timori che non nell'immediato, però in futuro si possa guardare appunto ai risparmi dei privati con non dico delle patrimoniali, che è una parola che fa rabbrividire chiunque, però cose del genere. Quindi cosa fare con i risparmi? Diciamo che la patrimoniale è uno spettro evocato soprattutto in queste settimane, ma non credo possa essere una strada percorribile. Ovviamente di questo io non ho la certezza, ma sarebbe un errore dal punto di vista economico e
peccato mortale dal punto di vista politico. Nel momento in cui tu oggi Stato ti poni a salvaguardia, a tutela, l'intervento governativo, si dice sempre che lo Stato deve esserci, ma deve esserci nel modo giusto. Noi abbiamo vissuto questi 2 mesi ovviamente soffrendo la limitazione di libertà personali. Oggi chiediamo allo Stato di intervenire a supporto di famiglie e di imprese. Dobbiamo anche capire che è la prima volta in cui lo Stato affronta un problema, e anche le altre nazioni affrontano un problema del genere. La task force di Colau è una task force dove ci sono delle eccellenze a livello accademico. Ma servono queste eccellenze accademiche? Ci sono delle eccellenze italiane, per cui spero che queste eccellenze vengano sfruttate non solo per l'emergenza, tra virgolette, Covid, ma vengono sfruttate per migliorare il sistema Italia, per fare quello che negli ultimi 10 anni non è stato fatto. Ricordiamoci che siamo in un paese che negli 10 anni di vacche grasse non è riuscito a crescere. E questo è il problema. Quindi oggi siamo il paese più vulnerabile, il 58esimo posto della Doing Business, cioè della classifica dei paesi che misura la facilità di fare business, ecco, in quel paese ci pone all'ultimo posto in Europa, ma credo anche all'ultimo posto dell'Occidente. Su questo impattano tutta una serie di elementi che non sono solo il sistema delle piccole e medie imprese, il sistema della burocrazia, ma anche impatta l'abbandono scolastico, il rapporto università-imprese, la certezza del diritto, la certezza dei pagamenti, cioè quanto poi un'impresa che deve pensare al prodotto, cercare di venderlo, pagarci le tasse, pagare i dipendenti, assumere, e poi deve fare anche i conti, impiegare risorse per poter incassare i pagamenti e tutta una serie, gestire la burocrazia. Cioè, noi abbiamo un sistema di piccole e medie imprese che comunque ha degli oneri gestionali che sono strabordanti rispetto alle realtà e alle complessità del business, per cui su questo devono mettere mano. Non credo sia un lavoro facile, non ci siamo riusciti negli ultimi 10 anni, però dobbiamo farlo. Assolutamente sì, ma a questo punto per il risparmiatore c'è qualche strategia, qualche, non dico di bene rifugio, ma insomma qualche soluzione possibile? Ma diciamo, c'è in corso l'emissione di BTP Italia. Ecco, un prodotto, per carità, che offre una remunerazione per il rischio sicuramente valida. E poi attenzione al fatto che, come abbiamo visto, quindi per quanto riguarda la gestione nel medio periodo, può essere una soluzione interessante e diamo una mano anche al nostro paese. La diversificazione può anche consentirci di sposare, di salire su dei trend che non sono di breve termine, che sono quelli legati allo sviluppo tecnologico e al digitale, alla telemedicina, alla ricerca biotecnologica, alle scienze legate all'educazione a distanza, all'e-learning, cioè tutte queste nuove tendenze non sono e non saranno tendenze di breve termine. L'imprenditore ha imparato ad utilizzare lo smart working negli ultimi 2 mesi e sarà un qualcosa in cui le imprese non rinunceranno. Questo fa sì che qualsiasi tipo di business oggi stia adeguando la propria catena di creazione del valore e di gestione della propria attività sulla base di nuovi protocolli e dell'introduzione delle nuove tecnologie. Questa conversione è un habitat in cui noi possiamo investire. I fondi legati alla tecnologia, al digitale, esistono e sono strumenti accessibili a tutti i risparmiatori. Ma bisogna essere un po' esperti. Sì, bisogna seguire un po' le cose. Credo che qualsiasi istituto, qualsiasi banca oggi possa offrire ma c'è poca consulenza a riguardo. C'è un po' di paura, cioè le persone vogliono essere più informate perché hanno paura di fidarsi ormai delle banche dopo tutto quello che è successo, certo che è un po' rischioso. Ci sono degli investimenti che vengono fatti negli Stati Uniti sulle università, addirittura su Harvard, Yale, è vero?
Un po' diciamo, le rischiosi ma università. remunerativi. Io una volta ho visto un portafoglio di un cliente, sì, di un risparmiatore americano, e al suo interno c'erano ovviamente azioni, ma devi pensare che il bambino americano riceve per il compleanno non soldi, ma riceve azioni di solito. Il papà gli compra azioni, Quindi lo mette già a comincia contatto fin da col mondo della fin da finanza. piccolo ad accumulare. È un'abitudine, un'attitudine. Università, Conte emettono titoli, quindi l'università emette per le proprie attività obbligazioni come le Contee, che sono comunque delle circoscrizioni territoriali che possono indebitarsi, come se la nostra provincia potesse costruire la piscina, il campo di calcio o le strutture sportive raccogliendo risparmio attraverso l'emissione di obbligazioni. Questo tipo di utilità, anche c'è stato un periodo in cui anche da noi si parlava dei BOC, i buoni ordinari comunali, no? La possibilità di comuni però poi di non certe hanno avuto dimensioni. granché di seguito. No, non ha avuto. Ma da noi raramente abbiamo una finanza talmente provinciale da un certo punto di vista che qualsiasi iniziativa viene poi, ma potrebbero essere strumenti popolari e da tempo utilizzati negli Stati Uniti, ma anche strumenti che potrebbero essere rivisti e quale periodo, se non questo, per poter essere reinseriti. Pensiamo, dicevamo prima, al mondo delle piccole e medie imprese, ma quale miglior occasione per offrire oggi dei canali di finanziamento alle piccole e medie imprese da parte dei privati, no? Che sposino una logica di lungo periodo e che possano aiutare le aziende del territorio, magari a fronte di benefici fiscali. Quindi c'è tutto un sistema da ridisegnare. Certo. Pensa soltanto che negli ultimi 10 anni, parliamo ancora un attimo degli Stati Uniti, negli ultimi 10 anni lo Standard & Poor's 500, che è il listino dove ci sono le 500 principali aziende d'America. Negli ultimi 10 anni lo Standard & Poor's le aziende dello Standard & Poor's 500 hanno speso 4,1 trilioni, che vuol dire miliardi di miliardi, 4,1 miliardi di miliardi in operazioni di buyback, quindi aziende che hanno speso soldi, che hanno generato utili per ricomprare azioni, per ricomprare se stesse, per far salire il prezzo delle azioni, e nel contempo hanno distribuito 3,1 trilioni, quindi hanno speso 4 per comprare azioni e hanno speso altri 3,1 per erogare dividendi. Tutto il sistema delle imprese, certo, grandi e piccole, deve ridisegnarsi. Dicevamo prima che noi siamo sempre stati conosciuti, l'anomalia italiana, quella di essere un paese che ha imprenditori molto ricchi e imprese molto povere. Della sottopatrimonializzazione delle imprese italiane ne sento parlare da almeno 30 anni. Ecco, questo è un modo per dire devi cambiare regime, sostanzialmente, certo, mettere più in soldi, investire soprattutto in ricerca e sviluppo, creare posti di lavoro, negli Stati Uniti stanno pensando, e pensa che l'anno scorso Camera e Senato americani hanno redatto il Fragility Act. Il Fragility Act è un fondo statale, governativo, utilizzato per finanziare paesi in via di sviluppo che dovessero incappare in crisi economiche talmente rilevanti da poter generare situazioni di crisi o criticità politiche potenzialmente si possono potenzialmente ingenerare anche situazioni di pericolo terrorismo o altro. Certo. Quindi il tipo di lungimiranza governativa, adesso questo Fragility Act probabilmente lo utilizzeranno per le loro situazioni interne. Quello vuol dire il sistema delle imprese deve poter utilizzare i momenti di vacche grasse, di grande sviluppo, per pensare a piccolo e bello fino a un certo punto. Ricordiamoci, ne parlavamo prima, certo, che le prime 5 aziende americane, i big tech, quindi Apple, Amazon, Microsoft, Facebook, oggi valgono quanto il Giappone intero, da sole valgono la terza economia del pianeta. Poi ci sarà un problema di antitrust, e anche lì ne stanno parlando, ma è importante che le imprese oggi pensino alla ricerca, allo sviluppo, al territorio in cui insistono in maniera diversa rispetto al passato.
Assolutamente. E l'attenzione governativa deve essere premia quelle aziende che sono utili al territorio, che creano posti di lavoro, che quindi generano occupazione, che hanno una buona sinergia col sistema dell'istruzione, quindi università e scuola. Cioè, lo Stato non deve trattare tutte le imprese allo stesso modo, ma deve favorire quelle che sono utili al territorio e deve premiare gli imprenditori che sono illuminati. L'Italia ne ha avuti tanti di imprenditori illuminati. Chiaro, no, infatti. Benissimo Stefano Zara, siamo giunti al termine, grazie dei suggerimenti, insomma delle strategie, anche un occhio prospettico che va un po' al di là di quello che sono i nostri confini per paragonare quello che avviene in altri paesi e quindi vedere cosa si riesce ad emulare. Ci riaggiorniamo naturalmente, grazie della consulenza, i nostri telespettatori invece li ringraziamo di averci seguiti questa sera con le varie nostre parti, varie interviste, come sempre buon proseguimento, buonanotte e a domani.